Non ci sono i soldi per pagare la cassa integrazione in deroga. È la triste realtà che sta angustiando i presidenti delle regioni e nel Veneto mancano all'appello 800 milioni di euro. Si tratta di un ammortizzatore sociale che viene distribuito localmente dalle regioni ad aziende manifatturiere al di sotto di 15 dipendenti, a società del commercio con meno di 50 dipendenti e a fabbriche che hanno terminato gli ammortizzatori sociali ordinari. Si differisce dalla cassa integrazione ordinaria e straordinaria perché queste vengono pagate direttamente da Roma e si tratta di un aiuto che in questi ultimi 2 anni soprattutto ha salvato dalla chiusura centinaia di piccole aziende anche nel Veneto. Gli 800 milioni che l'assessore regionale al lavoro Donazzan ha chiesto al Ministero in questi giorni tutelerebbero 300.000 dipendenti fino alla fine del 2013. Senza questa somma rischiano di saltare altre società e sono 170.000 i disoccupati nella regione. Purtroppo la vicenda sembra ad un punto di non ritorno perché il governo ha stanziato soltanto 330 milioni di euro per il 2013, mentre per il 2014 ha proposto 1 miliardo e 700 milioni. I governatori delle regioni hanno dichiarato di essere disponibili a rivedere un nuovo assetto degli ammortizzatori per il futuro, ma in questo momento ci sono migliaia di dipendenti già messi in cassa integrazione che rischiano di non vedere il becco di un quattrino. Una vicenda inammissibile. La Donazzan ha inviato un appello ai parlamentari veneti.